Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. A partire da domenica 18 aprile si svolge a Lendinara la Fiera di San Marco, giunta alla 404esima edizione. L'assessore al commercio di Lendinara, Francesca Zeggio, ci ha spiegato il significato di questa antica manifestazione fieristica. La prima vera fiera della città di Lendinara inizia e apre tutte le altre fiere della provincia di Rovigo e per noi è un grande lustro perché negli ultimi anni ha rivalutato il senso dell'agricoltura. La Fiera di San Marco è la 404esima edizione e per noi vuol dire riportare in piazza quello che sono le nostre tradizioni storiche, le nostre realtà, la nostra territorialità e soprattutto vogliamo rivalutare la vera organizzazione tra il commercio e le attività produttive, unite poi a tutto quello che è l'attività promozionale che le nostre realtà cittadine possono godere sul territorio, quindi dalle associazioni di volontariato, alle associazioni di categoria, alle associazioni sportive, tutto è un insieme per poter promuovere la nostra città di Lendinara. La Fiera di San Marco affonda dunque le sue origini nel mondo agricolo, come ha dichiarato l'assessore Stefano Sacrato. È sempre stata anche in passato la fiera del settore primario, la fiera del bestiame e quindi questa tradizione continua anche ai giorni d'oggi. Essendo una manifestazione a sfondo agricolo, tra gli organizzatori dell'evento non poteva mancare Coldiretti, rappresentata da Giuseppe Benazzo. Quello che ci interessa è avere il consumatore come nostro migliore alleato, far vedere i nostri prodotti tipici, perché in questo comune di Lendinara l'economia è prevalentemente agricola. Tra gli eventi della Fiera di San Marco abbiamo seguito domenica 18 aprile Barcolando sulla Digetto, una rievocazione storica arricchita da una goliardica gara tra le consulte di Lendinara. L'idea da cui nasce questo evento ce l'ha illustrata uno degli organizzatori, Davide Rubini. Barcolando nasce sulla scia dei Giochi di una volta, che è una manifestazione che abbiamo fatto a settembre e che mette insieme diversi mondi con lo scopo di valorizzare un po' quello che è il nostro passato. Mi trovavo al mare l'anno scorso d'estate e ho trovato una signora di 92 anni che mi raccontava che veniva a Lendinara con il papà in barca ad aggiustare la propria barca ed era uno strumento di lavoro perché era usato in agricoltura per il trasporto delle merci. Da qui il fatto di collegare una gara simbolica, che comunque è una passeggiata sull'acqua, con il trasporto delle verdure. La Fiera di San Marco proseguirà per tutto il mese di aprile e di maggio, con un programma ricco di eventi culturali, sportivi e gastronomici.